La scuola paritaria si presenta con una qualità educativa, la sua, che concorre a stimolare le altre realtà scolastiche affinché assumano, se ancora non lo hanno assunte, la dimensione educativa e quindi creare le condizioni perché in un territorio la pluralità di istituzioni scolastiche concorrono a risolvere, per quanto possibile, o a dare risposte alla emergenza educativa. E quindi il venir meno di queste realtà che hanno un patrimonio pedagogico, didattico, sapienziale, metodologico, attraverso anche il principio della sussidiarietà, ecco, che è stato molto spesso ribadito anche oggi, allora queste scuole sono invitate a continuare e speriamo che continuino e devono essere messe in grado di continuare. L'elemento economico, finanziario è fondamentale, possiamo dire però, ecco, non determinante, qua mi si passi, ecco, voglio essere chiaro, non determinante al punto tale di, bene, allora sbaracchiamo e chiudiamo, ma è fondamentale e solamente se si capisce che la scuola fa un servizio pubblico, la scuola è di qualità e la scuola è un bene sociale e la scuola è radicata nel territorio, la conseguenza economica e finanziaria non può non essere che il riconoscimento, ma deve essere un riconoscimento di tutto il territorio, un riconoscimento di tutte le forze politiche, un riconoscimento di tutte quelle persone che hanno responsabilità e che anche questa mattina qui presenti hanno dato il loro assenso e noi di questo siamo contenti. Ecco, è giusto che l'aspetto economico deve diventare uno degli aspetti, non l'unico e il prevalente. È anche vero che però per rendere accessibile ovviamente la fruizione della scuola paritaria ci deve essere questo intervento. Ed è anche vero che, dicevi bene prima, sia i governi di centrosinistra sia i governi di centrodestra forse non hanno considerato prioritaria questa cosa e forse è proprio questo che deve un po' cambiare, ecco. Esattamente, noi vogliamo, attraverso questa giornata di sensibilizzazione, vogliamo che cambi, ma non che cambi per uno strappo politico imposto, ma che cambi per una crescita di cultura, perché insieme si è capito che ognuno con le sue responsabilità, che questa azione, oltre che risparmiare economicamente, l'abbiamo detto tante volte, che lo Stato risparmia 6.300 miliardi solamente dando 530 milioni. Pensate, ecco, quindi anche dal punto di vista veramente economico siamo veramente impazziti se non si risolve questo, ma effettivamente dal punto di vista anche della qualità, della cultura, come dicevo prima, e quindi creiamo le condizioni perché, ecco, a vari livelli, allora a livello dello Stato, le sue responsabilità e le abbiamo sentite e adesso aspettiamo, tenendo conto però che questa nostra azione qui di Treviso non è isolata, è all'interno di un'azione anche nazionale che è stato ben rappresentato. A livello regionale, ecco, noi abbiamo avuto delle garanzie, abbiamo instaurato un tavolo a livello regionale, ecco, in cui è presente anche il rappresentante della Conferenza Episcopale del Triveneto per vedere appunto di chiarire tutta quanta questa complessa realtà regionale in cui vede appunto il 70% delle scuole dell'infanzia paritarie, ecco, delle scuole cattoliche appunto, e poi l'altro punto delicatissimo che qui è stato rappresentato con una proposta molto importante, quello dei sindaci, del coordinamento dei sindaci della provincia, che dovrebbe diventare anche simbolico anche per le altre realtà dell'ANCI, associazione dei comuni, ecco, in maniera tale che anche le enti locali che patiscono loro stessi attualmente per i tagli economici, non cadono anche loro nel tranello di tagliare ulteriormente i contributi alle scuole di infanzia, una volta che hanno capito che effettivamente questo è un bene di tutti. Io dico, sotto questo aspetto qua sono contento, sono felice. L'importante è che insieme, pur con tante anche dolorose sofferenze personali e locali, di riuscire a creare quella compagnia, quella comunione, quella comunità di cui appunto la scuola paritaria esprime, in maniera tale da creare le condizioni perché abbia vita e vita lunga ancora per il bene delle famiglie e dei giovani che abitano questo nostro territorio.